Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi in una piccola live splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo di come difendere spalle e affini, perché in questo periodo in cui molte persone mi hanno contattato, molti committenti mi hanno contattato e mi hanno detto poche parole che questo periodo del 2020 l'ha stressato a livello sia di stomaco, di intestino, di respirazione. Sono uscite nuove patologie severe, nel senso che non si aspettavano che lo stress psicofisico influenzasse così tanto nel loro corpo e mi hanno chiesto se potevo fare una pillola per dare delle indicazioni che non sono mediche, no? Perché parleremo solo di alimenti che si possono trovare semplicemente o in farmacia senza ricetta medica o chiaramente al supermercato, no? Il marietto compra tutto al supermercato e che possono aiutare, a livello fisico, psicofisico, mentale anche, no, le persone a superare determinati buongiorno Ildegard, grazie di esserti uniti nel canale Maretto Veneziano. Però prima di fare questo vi chiedo di iscrivervi al canale di Ildegard, al canale Maretto Veneziano, e i circuiti che farò vedere in questa live si trovano nel sito capitano.altruista.org e dove i link sono sotto qui in descrizione, potete scaricare più di 20 ebook gratuiti, in cui anche alcuni che parlano di lettura delle mani e alcuni di magia e una bella fetta di radiostesia e radionica. Sono tutti gratis. In più abbiamo anche una fetta, il legale magneto veneziano, a pagamento, dove ci sono i servizi che potete acquistare. E mi raccomando, venite a trovarci nei nostri gruppi social, in Facebook e in Twitter. Bene, parliamo un po' di, ad esempio, problematiche di stomaco e di intestino. Alcune volte in questi periodi di grandi scombussolamenti economici, in cui l'Italia è un pochettino è sotto attacco, come vi ho spiegato in altre pillole, e dove nei social si vede di più e di tutto, si legge di più e di tutto, molte persone sono state influenzate negativamente. Oltre ad aver perso magari il posto di lavoro, di riflesso tutto il corpo ha avuto uno squilibrio. E se non avevano le giuste protezioni, se non avevano le giuste stampelle, chiaramente la cosa è diventata più difficile. Alcune persone hanno sviluppato delle patologie importanti, tipo diverticolite nell'intestino oppure le emorroidi, il colon si è infiammato. E vi ricordo che una problematica importante delle emorroidi è che se vengono poi operate potrebbero fare infezione e di conseguenza sviluppare tumore. Allora bisogna anticipare un pochettino queste problematiche, fare in modo che si passa questo periodo sempre sotto stress, i vari circuiti si possono alleggerire, ma non si possono togliere per semplice fatto che carica per l'Italia, però possiamo in un certo senso mettere delle barriere, delle cinture di protezione, degli airbag di protezione al nostro corpo, sia fisico che eterico. Già in altre pillole avevo spiegato che una degli alimenti più importanti è la vitamina C. Vedete? Io prendo queste qui, si comprano nei migliori negozi di erboristeria italiani o chiaramente in farmacia, no? L'MSM, vedete? Per chi non lo conosce è praticamente zolfo, no? E poi chiaramente i probiotici. Ci sono persone che hanno la possibilità di comprarseli, come si suol dire, in modo proprio materiale, e ci sono persone che non possono permetterselo, allora basta che prendono questo bellissimo circuito, no? E scrivono nei vari settori praticamente la proprietà che vorrebbero utilizzare attraverso un bicchiere d'acqua. Qui si posiziona un bicchiere d'acqua rotondo e qui scrivono praticamente la sostanza alimentare che vogliono passare a livello vibrazionale, l'informazione vibrazionale che vogliono passare al bicchiere d'acqua. Questo è un aiuto importante. Poi ci sono persone, no, che appunto hanno sviluppato ad esempio le emorroidi, no? In questo periodo ci sono tantissime persone che proprio al di là dell'alimentazione che ha usato più carne, proprio hanno come si dice, sviluppato un sistema di difesa, no?
che hanno influenzato, in un certo senso lo sfintere e tutto il resto. Questa è una cosa seria, importante, bisogna in un certo senso prendere dei paracaduti. Una crema importantissima è questa Calendula, cioè io non son pagato per fare pubblicità a questi prodotti, ma questa, crema qui è importantissima proprio perché ha delle proprietà, no, io non direi magiche, ma importanti, ha delle vibrazioni importanti. Chiaramente, cioè l'arnica e la calendula si usa o per le vene varicose o per alcune, appunto situazioni delicate tipo le emorroidi, oppure anche il mal di cuore, perché se si massaggia il ginocchio con la calendula o l'arnica, noi sappiamo che il ginocchio è collegato a livello vibrazionale del cuore e chiaramente avremo un influsso positivo. Anche questo si può scrivere calendula sopra il fogliettino qui, e magari vitamina C MS e il bicchiere d'acqua, e poi chiedete al vostro pendolino per quante ore deve restare in azione questo circuito. Lo trovate gratuitamente nel sito capitano.altervista.org, gratuito, si può scaricare nella sezione mh. Poi abbiamo questo circuito, no, che secondo me sarebbe buono attivarlo, sempre mettendo però in questo caso qui il vostro testimone, che è per aiutare a riequilibrare il chakra del cuore. Questo l'abbiamo ideato il Dharma Dietro Veneziano e serve per ridare la frequenza giusta a livello vibrazionale al chakra del cuore. Chiaramente dovete poi chiedere al pendolino quanto tempo deve essere, in un certo senso, attivato, per voi. Questi sono dei piccoli aiuti vibrazionali, quindi questa crema è importantissimo averla, no, eventualmente anche se uno non ha nessun tipo di dolore, gli conviene fare a livello precauzionale un piccolo massaggio sul cuore, cioè scusate, sul ginocchio, perché influenza sia il ginocchio che il cuore questa crema qua, è potentissima. E poi lo ripeto, i probiotici, l'MSM e la vitamina C. Questi dovrebbero essere degli alimenti, no, degli alimenti che praticamente accompagnano l'esoterista per tutto il periodo. Io ho conosciuto esoteristi, ad esempio, che fumano come ciminiere, no, non gli succedeva niente, ma questo è il loro karma. Ma per tutte quelle persone, anche normali, che, attualmente sono sotto stress per via di insomma, non direi psicosi collettive, perché la situazione è veramente grave, ecco, questi sono consigli gratuiti che m'ha detto: "Dai, non voglio togliere niente ai medici, ma sono piccole stampelle che possono aiutare persone che hanno sviluppato, ad esempio, diverticoliti, oppure una digestione o un intestino pigro". Chiaramente che l'ideale sarebbe andare a camminare 5 chilometri al giorno, ma molte persone per via del lavoro, per via di altri motivi non possono permetterlo. Questa è proprio la base per riuscire a restare tra virgolette "coperti" a livello vibrazionale, no. Mi ricordo ancora questo circuito, che quello del cuore lo trovate o nei gruppi Face di Laura Ciofini, Paola Cherilli, di Ildegara Maretto Veneziana, oppure nel sito capitano.intervista.com. Per poterci raggiungere i link son sotto qui in descrizione. Sapete che se volete una consulenza son 20 €, 45 minuti pagabili tramite PayPal. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.